Amici di Storie, buonasera, buonasera a tutti e ben ritrovati. Eccoci qua per un'altra puntata del nostro programma aperitivo, il programma che a quest'ora veramente incuriosisce chi ci segue da casa, perché abbiamo sempre degli ospiti straordinari e soprattutto una ragazza straordinaria qui a fianco a me. Delle ospiti straordinari. Sì, no, io volevo farti un complimento, sai perché Frida? Perché mi dicono da casa che ti tratto sempre male, mamma mia, ma non è vero, io voglio bene a Frida. No, ma facciamo così per scherzare, vero Frida? Sì, diciamo che scherziamo. È vero, noi scherziamo, ci vogliamo moltissimo bene io e Frida, tant'è che questa sera, tant'è che questa sera vogliamo cominciare subito a presentare un ospite che fa parte della nostra redazione, esatto. E sembra fatto apposta, io devo dire veramente, lo fanno apposta, perché anche questa sera è una ragazza meravigliosa, tutte quante quelle che lavorano qui a DTV sono molto molto belle, te sei compresa, fortunato, Frida, Maurizio, veramente. Esatto. E direi di accomodarci subito a conoscere un personaggio, un volto televisivo che tutti quanti, insomma, da casa riconoscerete sicuramente, perché una giornalista di DTV, Sara Sintoni. Ciao, sì, ben arrivata. Ciao, ma grazie per questa super presentazione. Sì, è stata giornalista televisiva per tanti emittenti. È vero. È vero, quindi il volto giornalistico, diciamo, delle emittenti locali nostre. E adesso collabori con DTV da un po' di anni, no? Naturalmente. Da un paio d'anni, esatto. Devo dire sì che mi fa strano, perché di solito sono io a fare le domande e non a riceverle, quindi devo dire che mi fa molto strano essere qui, comunque va bene, anzi vi ringrazio. E sì, io collaboro da un paio d'anni con appunto questa emittente, mi occupo, collaboro insomma per la realizzazione del nostro notiziario e come probabilmente vi avranno già detto le mie colleghe che sono passate di qua, siamo soprattutto donne. Quindi uno staff composto principalmente da donne, capitanate dalla nostra caporedattrice Maria Elena, che tra l'altro so che sarà ospite prossima puntata conosceremo perfetto. anche la direttrice, colei che vi comanda. Esatto, che ci coordina dalla redazione di Bologna, dove appunto opera, e poi noi singoli collaboratori chiaramente ci occupiamo di fornire notizie, di raccontare quello che accade nei nostri territori di competenza. Che bella che è la nostra Sara. Davvero, sì. Solo io, d'altra parte, no? Guarda che tu ti devi baciare i gomiti, vero Sara? Va bene, mi devo baciare i gomiti, no Sara, a parte gli scherzi, no, a parte la bellezza, naturalmente, gli occhi meravigliosi, guarda, sei molto molto brava, ti abbiamo visto, ecco, tra l'altro tu conduci un programma che per il mio è molto interessante, che è questo programma che va in onda appunto sul canale 17, Il Sindaco risponde, il sindaco di Faenza. Esattamente. Perché è bello questa cosa che i cittadini possano confrontarsi direttamente col primo cittadino del loro comune, della loro città. Hanno una risposta diretta poi, perché allora noi andiamo in onda tutti i mercoledì sera alle 20 in diretta, quindi dagli studi di Faenza in questo caso, da quando appunto DTV ha acquisito anche Tele1 e quindi siamo scesi anche nei canali, nei numeri insomma del telecomando, quindi andiamo in onda in diretta tutti i mercoledì sui canali 17 e 71 del digitale terrestre, questa rubrica dedicata al territorio di Faenza, quindi accendiamo proprio i riflettori su quelle che sono le principali notizie del territorio, e in studio abbiamo il sindaco e a volte anche degli assessori, e c'è la possibilità per il pubblico, per i faentini, di poter interagire direttamente con noi, quindi di chiamare in diretta oppure di mandare anche degli sms o delle email e porre delle domande al sindaco. Ma come sono i cittadini? Sono arrabbiati? Come si pongono nei confronti del sindaco? Che domande fanno? Che principalmente i cittadini sono interessati sui lavori pubblici, urbanistica, quindi magari fanno segnalazioni anche di buche nelle strade, esattamente. E quindi ecco, sì, principalmente sono interessati su questo. Diamo uno scoop, ma questi sindaci, questo sindaco, no, come fa? Fuori dalle telecamere, cosa dice? Ma questi cittadini, o sono sinceri, come li vedi? No, assolutamente, devo dire, almeno il sindaco di Faenza mi sembra, insomma, anche al di fuori delle telecamere molto diversamente. Assolutamente molto disponibile, una persona molto umile. Certo, vero. Beh, diciamo che i sindaci in effetti sono persone che sanno veramente tanto da fare per il loro comune, credo, per i loro comuni, insomma, in generale, vero? Sì, infatti noi magari non ce lo immaginiamo, ma vabbè, come poi tutti i rappresentanti delle istituzioni, secondo me veramente la vita tutta incentrata insomma, sulla loro mansione, non hanno una vita privata, sempre di corsa. È vero. Poi più il comune è piccolo, più vengono chiamati anche a casa, perché lo conoscono proprio da cittadino più che da istituzione.
E poi Sara, c'è anche il discorso poi delle forze politiche che voi comunque anche intervistate, no? Come sì, c'è lo speciale. Esatto, praticamente una volta al mese, anziché andare in onda con il sindaco, andiamo in onda con questa trasmissione che si chiama Speciali Gruppi Consigliari. In questo caso abbiamo ospiti in studio tutti i vari esponenti delle varie forze politiche che compongono appunto il Consiglio Comunale, quindi sono 2 tempi da 30 minuti, quindi i primi 30 minuti con 4 esponenti e gli altri 30 minuti con gli altri 4, cerchiamo sempre di mantenere un equilibrio. Lì dovrebbe essere un po' da gestire la situazione, dovresti controllare un po' gli animi, penso, perché mettere 2 forze politiche... sono sempre dei dibattiti molto accesi, insieme, comunque naturalmente insomma, gli argomenti approfonditi sono quelli che riguardano il territorio, dalla sanità alla sicurezza sociale, certo, la viabilità e sì, decisamente gli animi sono sempre molto accesi, a volte mi scappa anche di mano la situazione, certo, non è facile gestire. Però ecco, diciamo che l'obiettivo è anche un po' quello di raccontare quello che accade all'interno del Consiglio Comunale, all'interno del Palazzo Municipale. Comunque i consiglieri rappresentano i cittadini, certo, e noi cerchiamo un po' di rendicontare quello che è il loro lavoro. Ti faccio una domanda, da dove nasce l'idea di questa trasmissione, di questo programma dove appunto va a coinvolgere le istituzioni locali, il sindaco piuttosto che questa è una collaborazione con l'amministrazione comunale, quindi... che c'era anche prima con la gestione precedente, quindi, e che noi abbiamo il compito di portare avanti. Perché è ecco, una cosa molto bella, perché è molto interessante, perché di solito davvero. Noi cittadini non andiamo mai in un consiglio comunale, cioè ci lamentiamo e basta, ma non sappiamo realmente. Magari tante volte la possibilità di parlare di tante cose, no? Sì, di tanti in genere argomenti. I consigli in genere sono aperti alla cittadinanza, però effettivamente magari sono degli orari di lavoro, non ci si va, non ci si va, però di fatto sì, diciamo c'è questa che il comune possibilità. va a casa dei cittadini, è bella questa cosa. Esattamente, entriamo noi nelle case dei cittadini, poi infatti credo che poi il compito, no, delle emittenti locali, regionali sia proprio quello di approfondire, no, quello che accade nel territorio e poi tornando insomma al discorso del notiziario, non so, forse anche questo ve l'avranno detto, anche per scelta dell'editore noi cerchiamo di comporre un TG, soprattutto insomma cerchiamo di inserire anche molte notizie positive, certo, belle, e comunque soprattutto di questi tempi ce n'è bisogno. Finalmente. Chiaramente diamo conto di quello che accade, delle principali notizie di cronaca, questo sicuramente, però di dare spazio all'arte, alla insomma, cultura, al folklore, alle nostre tradizioni, che in Romagna ce ne sono tantissime, e poi comunque credo che sia proprio il compito, no, è un ruolo davvero importante anche quello dare voce ai vari campanilismi, che ce ne sono davvero tanti in Romagna, in Emilia Romagna, quindi dare voce alle varie identità e cercare di anche unificare il territorio, perché no? E quindi questo è un po' il nostro obiettivo. Ce la mettiamo tutti. Sara, un'ultima domanda. Aiuto. Come mai fai questo tipo di lavoro? Per passione? Nasce come passione? Ma diciamo che è nato un po' per caso. Io comunque sono laureata in tecnologo della comunicazione, quindi sono entrata in un'emittente televisiva locale con uno stage e poi ci sono rimasta. E da lì è partito un po' tutto. Per la testa diventare tecnologo della comunicazione? Ma diciamo che all'epoca era un corso di laurea che era appena uscito e quindi questo nome, che poi non è solo tecnologo della comunicazione, ma tecnologo della comunicazione audiovisiva e multimediale. Però le racchiude tutte. Sei un computer praticamente. Cioè, no, all'epoca mi affascinava molto, no, questa presentazione, questa presentazione, quindi insomma mi ha attratto questo mondo, poi dopo effettivamente ha avuto un seguito fortunatamente. Come dicevo, tramite e sei anche molto brava, lasciatelo dire, perché sì, è vero. Sei portata proprio, grazie. Bene, Sara, diamo appuntamento. Ricordiamo anche diamo i contatti naturalmente. Sì. Ricordiamo a casa dove possono vederti. I cittadini, vi ricordo che già mercoledì prossimo alle 20 saremo in diretta con il sindaco di Faenza, e se eventualmente i cittadini vogliono già proporre dei temi lo possono fare scrivendo una mail a diretta.tele1@d-tv.net. Bene, diamo appuntamento a mercoledì prossimo, il sindaco in diretta. Sara, in bocca al lupo per tutto quanto, ci ha fatto piacere averti qua. Grazie per essere venuta da noi. Grazie a voi. Ma figurati. Ciao. Buon lavoro, ciao, grazie. Ciao. Che belli questi personaggi di DTV, hai visto? Sono tutti belli, solari, sono tutte belle. Tutte belle, sì, è vero. Insomma, poi tra l'altro devo dire una trasmissione veramente molto interessante. Davvero, attualità a 360 poi gradi. Sentire la voce del sindaco, insomma,
in diretta poter intervistare il sindaco, insomma è comunque un qualcosa di... Adesso andiamo anche di incredibile. Bene, bene. Allora, detto questo, sì, abbiamo questa sera un ospite veramente straordinario, un argomento un po' nuovo che andiamo a trattare. È già qui di fianco a noi, a me, a Frida. Ben arrivata Paola Lagorio. Grazie. Buonasera. Buonasera. Presidente dell'Osservatorio Geofisico Raffaele Bendanti. Quindi parliamo di sismologia. Sì. Ok. È un personaggio locale della nostra terra, Faentino Doc, nasce nel 1893, poi naturalmente muore nel 1979, quindi sempre a Faenza. Recentino, sempre a Faenza, vive e fa tutto quanto a Faenza. Chi era? Parliamo di questo Bendanti, Raffaele Bendanti, così importante, ma forse credo non proprio... Diciamo che è vissuto in un'epoca un po' particolare. In realtà la sismologia, l'argomento principale di cui lui si interessa, nasce ai primi del Novecento e la sua teoria è un po' rivoluzionaria, quindi essendo una teoria rivoluzionaria sicuramente quella che era considerata la scienza ufficiale all'inizio fa molta fatica ad accettarlo. Certo. Teniamo conto che Bendanti nasce in una famiglia molto povera e quindi nascendo in una famiglia molto povera sicuramente è stato svantaggiato rispetto a persone che hanno potuto studiare, hanno potuto fare. È vero che noi insomma sappiamo che è diventato un autodidatta. Certo, appunto. proprio perché la parola autodidatta sta a indicare che ha dovuto istruirsi, ha dovuto imparare da solo. Essendo nato in una famiglia povera, allora frequentare la quinta elementare era già quasi un lusso. Quindi dopo, proprio verso gli 11 anni, si appassiona di astronomia e comincia a comprare dei fascicoli che erano in edicola di Camillo Flammarion, che era un scrittore francese, un astronomo francese, e era talmente povero che chiedeva all'edicolante di metterglieli da parte. Poi solo quando riusciva a racimolare quei soldini che gli servivano per comprare l'articolo, allora andava a recuperarlo. Quindi Bendanti nasce come astronomo, per la passione dell'astronomia. Esatto, lui nasce proprio come astronomo e poi solo un evento molto particolare, un evento che purtroppo funesta l'Italia nel 1908, l'interesse di Bendanti devia verso la sismologia. Il famoso terremoto di Messina, accompagnato da un maremoto, è sicuramente l'evento più devastante, ci sono più di 100.000 vittime, e allora questo fa nascere in Bendanti la voglia di riuscire a prevedere un terremoto che porta talmente tante vittime in modo tale da evitare le conseguenze del terremoto. Quantunque anche allora Bendanti diceva che non è il terremoto che fa le vittime, ma è come noi costruiamo le case sul territorio. Quindi già all'epoca... Parliamo già del 1915, già allora si diceva questo, siamo nel 2015 e direi che il discorso... ancora non tutto è antisismico. Esatto, non è ancora cambiato e comunque quelli che sono gli esperti, diciamo così, del settore dicono ancora oggi che non è il terremoto che fa le vittime, ma è come noi costruiamo sul territorio. Ecco, a tal proposito voglio fare una parentesi, perché quello che lei dice credo che sia veramente la sacrosanta verità. Io ho avuto la fortuna di visitare in Giordania la città di Petra. Sì. La città di Petra è famosissima, tutta scavata nella roccia, e quando entri dentro nella città di Petra vedi che è tutta quanta scolpita con gli scalpelli in diagonale a 45 gradi, perfetto, sembra fatto col righetto, è proprio perfetti, 45 gradi perfetti, al che la guida ci disse che era stata intagliata in quel modo lì per resistere alle forti scosse sismiche. Sono milioni di anni che esiste Petra, non è ancora venuto giù un sassolino, noi costruiamo le case e vengono giù. Questa teoria con tutti questi ingegneri, mi viene da pensare, no? Ecco, quindi... però direi che la cosa fondamentale è tener conto di come costruiamo, di quali materiali usiamo, di quali discorsi venne fatti sulla costruzione che deve essere fatta. Se noi pensiamo che più o meno l'ultima classificazione sismica dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia è stata fatta nel 2002-2003, dove ogni territorio veniva classificato in un certo modo a seconda della risposta all'onda sismica. Però essere classificati in zona 3 o in zona 4 o in zona 2 voleva dire avere dei costi superiori per costruire una casa. Quindi i comuni non è che erano così contenti di essere classificati in zona 1 e in zona 2, perché voleva dire incidere e poi imporre ai cittadini dei costi molto maggiori, superiori. Quindi ecco per dire come veniva presa in considerazione all'inizio. Poi dopo è chiaro, con tutti gli eventi che si sono verificati,
la classificazione sismica è stata sempre più rigorosa. Sempre più rigorosa, certo. E sicuramente vedrà che prossimamente sarà ancora più rigorosa, perché l'evento dell'Emilia Romagna sicuramente ha portato... Ha scioccato un po' tutti e ha sì, fatto anche un perché campanello ci sono d'allarme. stati veramente tanti danni e anche tante vittime, perché sia una, due, tre sono sempre vittime di un evento che forse in certe maniere si possono evitare. Bendanti sosteneva che il terremoto non era frutto della terra, era qualcosa di più ampio, vero? Certo, qualcosa cioè che il terremoto si manifesta sulla terra, però la causa del terremoto Bendanti non la ricercava, come diceva allora la teoria della deriva dei continenti, che trovava tutte le cause del terremoto all'interno della terra, ma riteneva che la parte fondamentale fosse da ricercare fuori dalla terra e quindi che i pianeti e quindi il Sole e la Luna, sicuramente la Luna era uno degli elementi più importanti per Bendanti, ma oltre a questi elementi ci fossero altre cose che secondo Bendanti perturbavano il sistema. Quindi si può definire un rivoluzionario comunque della sua sicuramente, epoca. Anche se sicuramente c'erano stati altri studiosi che avevano così studiato, lui invece l'ha proprio esaminato nel minimo dettaglio. Pensate che ha costruito circa 900 parallelogrammi delle forze, che sono il suo sistema di disegnare l'evento nella data caratteristica. E in questi eventi lui fa una ricerca storica nel passato per vedere se quello che lui pensava era vero. E direi che all'epoca si può tener conto che nel 1915 Bendanti costruisce i primi sismologi che abbiamo ancora all'interno dell'osservatorio funzionanti perfettamente. Sono strumenti che hanno 100 anni, costruiti proprio nella maniera più semplice. Bendanti in bicicletta partiva da Faenza, andava a Bologna alla Montagnola a cercare i pezzi di ricambio, perché così costavano anche poco. Meno, quindi. Perché la cosa abbastanza simpatica, se si pensa che Bendanti, per riuscire a mantenersi, però ad avere tanto tempo anche per studiare, aveva inventato un lavoro particolare. Lui era diventato un ebanista perché aveva frequentato per un certo periodo la scuola di disegno di Faenza, però si era inventato il lavoro del legno per fabbricare giocattoli. Quindi lui fabbricava giocattoli per questa ditta di Faenza, quando aveva bisogno di lavorare, lavorava, ma tutto il tempo libero che riusciva a trovare lo dedicava allo studio. Come era visto Bendanti a quell'epoca? Perché è una sorta di eretico di tutto quello che ce lo circondava, una sorta di Galileo Galilei quando sosteneva Gli eretici della storia è un libro che è stato scritto dove dentro compare Bendanti. Ah, ecco, questo non sapevo, quindi, ecco, ci sono... Cioè, proprio non sapevo questa cosa qua. Quindi... Sì, Bendanti, diciamo che all'epoca il fatto di non avere potuto studiare è stato veramente incisivo in maniera negativa, perché all'epoca una laurea era veramente un biglietto da visita particolare. Lui che non aveva titolo di studio, che non aveva niente e che riusciva a fare quello che la scienza ufficiale non faceva, cioè prevedere i terremoti, e con tutti i limiti che sicuramente aveva, perché nella determinazione del luogo c'erano dei limiti, però sicuramente questo non è che fosse così accetto. Se uno pensa che quando Bendanti più o meno nel 1923 esplode come personaggio, però dà talmente tanto fastidio che nel 1926 anzi il Duce impone attraverso il personaggio ufficiale che era Agamennone allora di tacitare Bendanti e di proibirgli di fare delle previsioni. Mamma mia, è un personaggio veramente importante. Personaggio incredibile. Provate a pensare se ha una similitudine con qualcosa che succede adesso. La motivazione di questa proibizione è che il fatto di prevedere terremoti in Italia faceva sì che non venissero i turisti. Allora Bendanti dice, benissimo, io innanzi prevederò solo terremoti all'estero, così i turisti vengono da noi. Bene, oggi il discorso della meteorologia si ripete un po' perché i bagnini tutti si lamentano con queste previsioni catastrofiche, i turisti non vanno, la cosa si ripete. La storia si ripete sempre. Ecco, 1923, data importantissima, conferenza al Teatro Sarti di Faenza, per l'appunto, dove Bendanti dichiara un pazzo scatenato davanti a tutti, una dichiarazione ufficiale proprio da arresto praticamente, dichiara di essere in grado di prevedere i terremoti. Però non è ancora
tale da creare panico o creare una motivazione tipo procurata allarme, perché tutti sono increduli, parliamoci chiaramente. Quindi tra il pubblico ci sono i giornalisti, perché chiaramente la cosa interessa, e quindi lo sfidano, dicono benissimo, se tu sai prevedere i terremoti allora ce lo dimostri. Dimostralo. E per dimostrarlo Bendandi va dal notaio Domenico Savini a Faenza e davanti al notaio e ai testimoni dichiara gli eventi sismici che si verificheranno da lì a poco. Allora Paola, da lì a poco, noi la fermiamo qui. Le diamo appuntamento la prossima settimana perché vogliamo continuare con questa cosa perché è veramente curiosissima di questo personaggio locale qui della nostra zona che va veramente approfondito. La ringraziamo per adesso, rimanga ferma sulla previsione dei terremoti di Bendanti. Noi ci vediamo un pochino di pubblicità e torniamo qui in studio tra pochissimo e con la Paola la prossima settimana. Ok. Grazie. Eccoci qua amici di Storie, eccoci qua di nuovo dopo questo piccolissimo intervallo e devo dire che abbiamo presentato nel primo blocco veramente la Paola veramente un personaggio strepitoso che ci ha parlato di un altrettanto personaggio qui della nostra terra veramente incredibile. Io non vedo l'ora che ci sia giovedì prossimo, Mauri, assolutamente, perché credo che andremo a scoprire cose veramente molto interessanti riferite proprio a Raffaele Bendanti, questo personaggio qui di Faenza, veramente incredibile che addirittura, parliamo di anni e anni indietro, appunto avevi ideato qualcosa che permetteva appunto di prevenire quelli che erano i terremoti. Bene, detto questo siamo qua con un altro ospite, ciao Loretta, buonasera a voi. Ciao, ben ritrovata, una figura che abbiamo già visto in tante altre occasioni. La nostra Loretta, lei è un'astrologa, pensate, nasce come imprenditrice tanti anni fa e poi la sua vita cambia pian piano perché si avvicina sempre di più a quello che è il mondo dell'astrologia. Esatto. Ok, quindi adesso ti dedichi a tempo pieno, se vogliamo, l'astrologia. Sì, per un certo periodo ho fatto convivere quella che era la ditta, quindi una vita da imprenditrice e io seguivo praticamente quello che era il mio istinto, la mia anima e per un certo periodo potevano convivere anche insieme. Poi piano piano nel tempo eccetera così ha proprio preso il sopravvento e pur, voglio dire, mantenendo anche questo pragmatismo che a mio avviso l'astrologia va vista anche in questa chiave qui, deve essere un mezzo proprio per dare degli input, diciamo così, una visione a 360 gradi nella nostra vita quotidiana, eccetera. Quindi secondo me anche questa vita da imprenditrice mi è servita proprio per mantenere, diciamo così, un discorso di i piedi per terra, come si suol dire. Un po' di razionalità che non ci vuole, assolutamente. Ci vuole l'uno e ci vuole l'altro. Tu ti dedichi anche proprio diciamo, con la tua attività di astrologa, anche ti dedichi agli imprenditori che si rivolgono a te per anzi, dare mi anche piace qualche tanto. consiglio, Esatto, diciamo, quelli che sono gli influssi astrali, le stelle, guardando scelte sull'attività lavorativa. Ecco, proprio così, guardando quello che è il quadro astrale della ditta, quando praticamente nasce, che si va a vedere lo statuto, oppure magari qualcuno chiede un consiglio per un'ipotetica apertura di un'attività. Quindi allora, scelte anche da fare. Certo, scelte eccetera, si va a vedere, perché no, è un mezzo che si può utilizzare, si va a vedere quello che può essere il periodo ottimale, a cercare la luna che sia quella favorevole, in base naturalmente all'attività. Sai, mi fai riflettere sulla luna, sai perché Loretta? Perché mi sono trovato un po' a discutere con qualcuno perché tu definisci l'astrologia una scienza. C'è invece che mi ha detto, guarda che l'astrologia è un'arte, non è una scienza. Però se pensiamo, è vero quello che tu hai detto della Luna, i nostri vecchi, antichi, i contadini, i nostri nonni, se c'era la luna buona si seminava, si travasava il vino. Ma tuttora comunque. Quando, no? Esatto, con la luna crescente. Quindi vedo, c'è qualcosa che un po' va a influenzare la nostra vita, vero, a livello astrale. Assolutamente sì, fra l'altro io sono proprio reduce fresca di questo seminario che ho tenuto domenica sulla Luna, quindi una giornata dedicata proprio a un workshop, quindi non soltanto per addetti ai lavori, una giornata proprio dedicata a tutte queste tematiche riguardanti la Luna. Allora la Luna nel senso che tutti noi, sia il maschile che il femminile, abbiamo questa parte lunare che ci accompagna, quindi è importante in un tema natale sapere dove è collocata la nostra
nostra luna come posizione radix, e lì a mio avviso vedi già un po' la persona, quelle che sono le sue caratteristiche che partono da dentro. Ecco, poi un giorno mi piacerebbe sapere, beh, fare tutta una mappa mia sarà di da fare, voglio dire. Questa è una cosa che mi incuriosisce. A proposito però di caratteristiche, siamo in marzo, siamo a ridosso della festa della donna, quindi un bacione a tutte le donne, e anche a te Frida naturalmente. Grazie, grazie. Da casa si scorda sempre di me. Se no da casa mi linciano, Frida la tratti male, no, a parte quello. Mese di marzo, segno... Beh, devo dire che siamo nel segno dei pesci. Segno dei pesci. Vedi che non Ed è proprio il femminile all'ennesima potenza. Il segno dei pesci? Perché parliamo proprio di sensibilità, parliamo di emotività, di ricettività, devo dire. Quando si dice pesci si pensa proprio a questa sensibilità a 360 gradi e queste persone che hanno un sesto senso, ecco, quindi oltre la materia. Ecco. Quindi si parla un po' anche di questo lato femminile, diciamo. Sì, assolutamente, col segno dei pesci parliamo proprio di una... femminilità pura, diciamo. Sì, c'è proprio questo ingrediente, diciamo così, dal punto di vista di femminilità, sensibilità. Che di solito sono caratteristiche prettamente femminili, però il segno dei pesci riprende queste caratteristiche anche proprio in termini di creatività, perché se noi pensiamo alla creatività proprio anche dal punto di vista artistico, che parliamo di musica, che parliamo di arte, di piacere di manifestare la propria arte, eccetera, effettivamente andiamo a esprimere una parte femminile, quindi è bene sapere che appunto questo è abbastanza scontato, lo yin e lo yang, il maschile e il femminile, ma tutti noi abbiamo questa parte femminile e c'è la creatività. Esatto. Parliamo dei pesci, che mi interessa questo discorso dei pesciolini, questi pesciolini... Vediamo un po' le caratteristiche del pesciolino. Romantici, devo dire, sognatori, in contatto, assolutamente sì. Qual è il segno più artistico dello zodiaco? Beh, direi proprio che i pesci, parliamo di un segno che l'arte si esprime bene, anche magari il segno della bilancia quando è più venusiano, perché voglio dire in astrologia sono tante le caratteristiche, per esempio nel segno della bilancia se il segno è più venusiano, quindi più in collegamento con Venere non con Saturno, perché dentro la bilancia dobbiamo sapere che è contenuto anche Saturno, ecco che effettivamente abbiamo degli animi creativi. Ma ritornando, i nostri pesci hanno proprio quella capacità anche di vedere oltre la materia, di animi sognatori e molto in contatto col mondo onirico. Quindi possono avere veramente delle belle risposte nel mondo notturno, ecco. Anzi c'è proprio un orario a mio avviso che rende bene. Il pesce rende il massimo. Le 5 della mattina. Che però se vogliamo... Se uno dorme a quell'ora? Bisogna svegliare. Secondo me vale la pena svegliarlo. Secondo me sì, perché arrivano svegliato alle 5 della mattina. Quando arrivano quelle risposte direttamente e così anche nel dormiveglia, che si dice non è giorno, non è notte, è quell'orario un po' così, capito? E effettivamente quello è un momento particolare dove possono arrivare proprio anche delle risposte per il quotidiano. Anzi, io sono una sostenitrice del ascoltiamo questa voce che ci parte da dentro, la sensibilità, la ricettività, eccetera, e poi voglio dire il pragmatismo per predisporre quella che è la nostra vita. Ti interrompiamo un secondo. No, ti interrompiamo niente, voglio sapere, sessualmente parlando, com'è il segno dei pesci? È romantico, è sognatore. Per conquistare una donna pesci cosa deve fare? Cosa devo fare? Non che mi interessi, ma lo dico per i nostri amici da casa. Certo. Sicuramente con qualche cosa di romantico, portarle in un locale anche un po' appartato, vista natura, ecco per esempio, devo dire, parliamo di un segno di acqua, anzi l'acquario di Genova. No, più un discorso di mare o ancora meglio di oceano, ecco. Spazi in apertura, devo dire, e il mare proprio in quanto l'acqua espansa fa proprio un bel collegamento con i pesci, quindi un posto di natura, possibilmente vista mare, qualcosa di romantico, i fiori, poi una poesia, la musica, eccetera, a casa, insomma, quindi se volete conquistare una donna, un maschietto pesciolino, portatelo insomma a mangiare posto di mare, va sempre bene, c'è una bella atmosfera, magari non troppo affollato, perché comunque i pesci non amano il discorso della folla. Volevo dirvi che abbiamo una novità e una chiamata, una telefonata con la Sofos, con Antonio De Blasi, perché abbiamo una super novità, una super notizia. Il mitico Antonio, buonasera. Ciao. Antonio. Di che segno sei tu, Antonio? Io sono
come una bilancia. La bilancia hai detto che è segno creativo. Sì, ma chi è venusiano è... Tu sei più venusiano? Sei più saturnino, invece è più impostato, razionale, pragmatico e quant'altro. Oh mamma, dipende dalle giornate. Dipende dal tema natale. Dal tema natale, che ci vorrebbe poi questa tua carta del cielo. Dobbiamo l'astronomia come al solito. Antonio, senti, intanto mi dispiace non essere presente da voi, ma per impegni di lavoro proprio mi è stato veramente difficile. Ce l'hanno detto, quindi ti abbiamo al telefono, ci fa molto piacere. Parliamo adesso di un qualcosa di incredibile anche questa sera, vero? Un qualcosa, se vogliamo, di primitivo, vero? Sì, è giusto quello che hai detto, di un mostro presente nell'universo fin quasi dalle origini dell'universo. Parliamo di uno gigantesco quasar a cui interno c'è un buco nero, quindi torna ancora una volta il tema dei buchi neri, che ne abbiamo già parlato in altre occasioni. Voi mi odiate con questi buchi neri, lo fate apposta, Secondo me è Maurizio che l'ha richiamato, Antonio. Quindi cosa fa questo quasar? Non è quasar. No, è una notizia interessante. Noi quando pensiamo all'universo pensiamo sempre che sia un luogo, no, abbastanza tranquillo, no? Quando vediamo le stelle, la notte, eccetera, fantastichiamo su di esse. In realtà l'universo è anche violento e in questo caso lo è in maniera particolare. Praticamente hanno scoperto un team di ricercatori internazionali guidati da un astronomo cinese che dietro la luce di un'apparente stella in realtà si nasconde un quasar, cioè una galassia talmente distante da noi che emette un'enorme quantità di energia non solo nel visuale ma anche nelle onde radio e in altri domini energetici. All'interno di questo oggetto... Antonio, ti chiedo scusa, ti interrompo, quando è stato scoperto questo quasar? Dunque, l'individuazione della sua reale natura, cioè di essere un quasar, dal 2013, già si sono avuti i primi segnali, e poi la scoperta proprio definitiva del mese scorso. Quindi è recentissima la cosa? È molto recente, sì. Questo oggetto però, ripeto, lo si osservava già da tempo, ma si pensava che fosse comunque una normalissima stella, anche abbastanza vicina a noi. In realtà quello che ho scoperto è che la luce di questa stella in realtà proviene da distanze enormi, dell'ordine di 12, quasi 13 miliardi di anni luce da noi, quindi praticamente quando l'universo si era da poco formato. Ricordo che l'universo si è formato da una specie di Big Bang, di esplosione, qualcosa come 13 miliardi e mezzo di anni fa. Quindi questo oggetto ha iniziato a brillare nell'universo quando l'universo aveva circa 700-800 milioni di anni, quindi un universo molto giovane. Ma Antonio, scusaci, ti chiediamo, ma è pericoloso? No, grazie al cielo è abbastanza lontano da noi, da poterci influenzare. Ma poi non lo so se dal punto di vista astrologico possa avere qualche influenza. No, poi lo chiediamo, dopo lo chiediamo a Loretta. Sì. Però fisicamente, grazie al cielo, la sua distanza è tale da non interferire con noi. Abbiamo buchi neri ben più vicini di questo, lo stesso buco nero all'interno della nostra galassia, no? Credo che te ne sia anche parlato, all'interno della nostra galassia c'è un buco nero, però enormemente più piccolo di questo, per nostra fortuna. Certo. Il buco nero che è stato osservato qui nel quasar contiene qualcosa come 12 miliardi di soli, di masse solari. Quello che invece è contenuto al centro della galassia, poco più di 4 milioni di masse solari, quindi c'è una differenza dell'ordine di 3.000. Cioè l'oggetto che è stato osservato, scoperto, è 3.000 volte più massiccio del buco nero presente intorno alla nostra galassia. Però la distanza è tale che non ci preoccupa. Però la curiosità è che è curioso che un oggetto così massiccio si sia formato all'origine dell'universo. Probabilmente, è un'ipotesi, all'epoca l'universo era molto più compatto, quindi c'era molta più massa, materia vicino concentrata, per cui questo buco nero è potuto crescere divorando la materia vicino ad esso in maniera molto più rapida di quanto possono fare i buchi neri più recenti, quelli più vicini a noi. Perfetto, quindi non dobbiamo temere praticamente, non ci preoccupiamo. Perfetto. Per scaramanzia chiederei anche dal punto di vista astrologico. Sì, dopo sentiamo che io, se magari la nostra Frida è nata sotto il segno del quasar, che ne so io, magari è un segno tutto suo, pericolosissimo. Io sono pericolosissima. Sì, d'altra parte, con tutti questi buchi neri che ci circondano. Ascolta Antonio, che dire?
Grazie Antonio. Grazie del tuo intervento. Per non essere presenti da voi. No, tranquillo, tranquillo. Fortuna che il telefono ci aiuta, insomma, riusciamo comunque a mantenere attivo il contatto con gli amici del Sophos. Buon lavoro. Preparati un altro bel argomento per la prossima puntata, perché vogliamo ancora approfondire quello che, insomma, le cose curiose che ci provengono dallo spazio, vero? Ok? Ciao Antonio. Ciao, grazie, ciao, buon lavoro. Grazie. Loretta, è forte, gli amici della Sophos sono veramente Parliamo un po' dal punto di vista astrologico di questa cosa. Ma guarda, è abbastanza bizzarra, ecco, anche perché io sono sincera, non lo sapevo, non lo sapevo, quindi è un argomento proprio... Nella tua carta del cielo non ci sono i quasar. Allora, diciamo che la carta del cielo dipende da dove nasce, ecco, quindi si può sempre andare a verificare, per esempio anche lo studioso stesso, la persona che fa questo tipo di ricerca evidentemente ha delle caratteristiche particolari. Sì, è vero. Nella carta del cielo emerge tutto, tutto ecco. quando. Quindi che parliamo di un'azienda, quando iniziamo noi a farci leggere la nostra carta del cielo, cielo, perché dobbiamo farla, l'occasione è assolutamente imperdibile. Assolutamente. Ascolta Loretta, ti voglio chiedere una cosa, mi ha incuriosito prima con alcune parole che hai detto, hai praticamente toccato l'aspetto maschile, femminile, l'aspetto della femminilità anche in ciascun uomo, c'è comunque una parte più o meno spiccata femminile. Parlaci un po' più nel dettaglio di queste caratteristiche di ciascuno di noi, insomma. Certo. E questo è tangibile nella persona, sia al maschile che al femminile, e andare a vedere praticamente il grado di sensibilità, di recettività. Per esempio parliamo della donna, andare a toccare questi argomenti prettamente femminili che a mio avviso sarebbero anche proprio da risvegliare, ecco. Quindi la donna con questa capacità, come dico io, di vedere un pochino oltre a quella che è la materia, quindi non solo razionalità, non solo la concretezza, ma mettersi praticamente in ascolto attraverso l'intuizione. Ecco, voglio dire, l'intuizione, a mio avviso, che parliamo di una donna o parliamo di un uomo, fa assolutamente la differenza, perché effettivamente vai veramente ad avere quel qualcosa in più che poi ti può veramente servire nella vita, ecco. E quali sono i segni più sensibili, diciamo? Beh, parliamo dell'acqua sicuramente, prima facevamo così, ecco, a parte il pesce. Si parlava appunto del segno dei pesci, ma parliamo anche del cancro, anche lì c'è tantissima sensibilità, parliamo dello scorpione, ecco, io stessa sono scorpione, quindi la sensibilità... Io ho l'ascendente cancro e c'è tanto, e sento particolarmente... E voglio dire, c'è proprio questa vena... È vero. A me basta, lei è incredibile, perché lei sente anche il quasar, lei sembra così, no, si sente un po' quasar lei adesso, perché giustamente il nostro Antonio... No, parliamo di cose serie. E andare a risvegliare comunque l'intuizione, proprio... anche comunque voglio dire, nel maschile, no? Beh, certo, fa la differenza, vedi, ecco. Sì, l'ascendente ha un grosso compito. Del segno, ma devo dire, ognuno ha il suo perché, ecco, quindi quando parliamo di ascendente determina la persona come si presenta al mondo esterno, è praticamente il nostro biglietto da visita, la nostra carta di presentazione, ecco. Quindi l'ascendente? L'ascendente, il biglietto da visita. Quindi quello che io sembro, quello come tu mi vedi praticamente, certo. Che non è quello che sono però. No, perché il sono è l'io, e quindi rappresenta il segno zodiacale, là dove è collocato il sole, quindi l'astro sole inteso proprio come il maschile, l'io, il mio progetto di vita, la mia parte più razionale, le attitudini, ecco, tutto questo è determinato dal sole e che risponde alla domanda di che segno sei. Ecco. Parliamo della luna, invece tutto il mondo introspettivo, quindi è la parte più ricettiva, e io dico sempre, quando diciamo luna non possiamo bluffare. Io ho una domanda, una curiosità mia personale. Non interferire, per favore. No, assolutamente, io sono uno che interferisce. Allora, io sono cuspide. E qua, Maurizio, sai cosa vuol dire cuspide? Assolutamente sì, cuspide. Non lo sa. Io e i cuspidi siamo un tutt'uno, allora, abbiamo fatto dei cuspidi. E spieghiamo cos'è il cuspide. Spieghiamo a caso, esatto, che cos'è. Effettivamente è a quello che è a metà, giusto, del cambio di segno. C'è sempre un segno, nel senso che dopo vai a fare un'analisi approfondita, magari la persona è a 0 gradi, per esempio del leone, e quindi sappiamo esattamente quello che è il segno zodiacale, però ci sono effettivamente delle caratteristiche un po' di un segno e un po' dell'altro, proprio perché rimane lì un po' nel mezzo. E l'orario esatto, da cui parte un segno, da cui parte l'altro, qual è? Nel senso che io sono nata il 23 luglio, quindi
Sono nate alle 4:30 di mattina, sono leone o sono cancro? Allora, si fa sempre un'analisi dettagliata della carta del cielo di quella persona. Ecco. Quindi non si può fare un discorso generalizzato. Ma non c'è un orario, perché mi sembrava che ci fosse anche un orario tutti gli anni è bene andare a vedere proprio il Sole, quell'anno fa l'entrata quel determinato orario, ecco. Quindi nello specifico, quando vai a analizzare una persona, in base all'orario e dopo lì comprendi bene, fai un'analisi, come dico io, l'abito su misura, e lì non ti puoi sbagliare. Bene, 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 dopo lo facciamo. Ecco, una di queste sere però ci potresti portare una carta del cielo, giusto da fare un po' vedere come potremmo cominciare a muovere un pochettino, un po' di pedine, vedere creare un po' pochino di curiosità su come avviene, magari potremmo fare proprio un esperimento con la nostra cuspide qua di fianco e così vedere un attimino cosa anche perché quanto ci vuole molto tempo a definire, lei sì tantissimo. Allora, fare un'interpretazione, 4 carte del cielo ci vogliono quelle e 3 quasar. Ma perché? No, scherzo. Fare un'interpretazione ci vuole tempo. Dobbiamo farla anche lui e capire perché Maurizio è così. Dobbiamo studiarlo un po' più nel dettaglio. Studiatemi nel dettaglio, cari pesciolini. No, beh, a parte gli scherzi, ascolta Loretta, noi ti ringraziamo perché insomma sono sempre molto piacevoli i tuoi interventi, soprattutto come fai vedere l'aspetto dell'astrologia visto veramente in una maniera molto più bella dell'oroscopo, possiamo dirlo. Scienza e arte, arte, perché io sono d'accordissimo anche sul fatto che è anche un'arte, perché comunque ognuno ci mette del suo. Chiaro. E poi ricordiamo ai nostri amici a casa che ogni puntata, quando ci sarà Loretta, cercheremo di andare a studiare tutti i segni, tutte le caratteristiche. Esatto, brava Frida, mi piace in base al periodo. Facciamo questo. Sì, andiamo proprio in ordine, siamo partiti dai pesci. Perché adesso siamo nel periodo del segno zodiacale. Prossima settimana partiamo con pesci, poi cosa c'è? Ariete. Apre una situazione, un'apripista. Quindi Ariete. Quindi la prossima settimana, cari amici dell'Ariete, vedremo le caratteristiche del vostro segno, sia per quanto riguarda lavoro, affetti, erotismo. L'Ariete dove bisogna portarli in collina, in montagna, in mezzo ai pini. Ma loro, voglio dire, basta che sia lo spirito di iniziativa. Ecco, chiudiamo lì perché vogliamo... Anticipiamo questo sui pesci. Loretta, ti diamo l'appuntamento la prossima settimana. È sempre un grande piacere, buon proseguimento. Ti aspettiamo tutto. Frida, tesoro mio, che dire? Siamo rimasti soli io e te siamo due piccole cuspidi. Io, te, tu avviciniamoci in un tête à tête prima di salutare i nostri amici che si seguono da casa. Sembra così, ma ci vogliamo tanto. Tanto. Facciamo il nostro saluto particolare. Sì, facciamo il nostro saluto particolare. Qual è il nostro saluto particolare? Questo qui. Ci vediamo la prossima. Lei sta già girando. Lei le fa girare così, lei è fantastica. Ci vediamo la prossima settimana, giovedì prossimo. Gli hanno dato lo sgabello, non la fermiamo. Guardate. Ciao a tutti. Ciao. Bellissimo sto giochino.